sono qui con Martin Inestar, nuovo allenatore di Montecchio. La tua prima intervista qui alla Palavacari coincide purtroppo con una sconfitta contro Tiene. Cosa hai visto di buono in questa partita, Martin? Bueno, prima buonasera a tutti, buonasera a te, a tutta l'Argentina che adesso stanno guardando sicuro hanno guardato la partita. Niente, veramente abbiamo fatto un primo tempo un po' infortunato con due errori e 2 gol ante un Tiene che è veramente una squadra buona, che sicuro che per me è uno o due la squadra che vince la 2. E niente, noi giochiamo l'hockey, mi piace come allenatore, come ex giocatore, giocare hockey. Sempre lo parlo con i miei giocatori che noi se si vince meglio, va bene? Però sempre si deve giocare hockey, giocare bene, fare tutto lo che facciamo nella settimana. Oggi per il momento si è fatto... Avete avuto anche un po' di sfortuna, no? Oggi Sì. Avete preso qualche palo di troppo. Abbiamo perso 6 palline in traversa, no? E quando un giocatore va in porta, va e tira e traversa o il portiere para, che ha parato, penso io che ha parato bene, ha fatto un buon lavoro, no? Sì. L'ho notato, uno è giocatore, va bene, e guarda la faccia di cada uno e veramente l'ho visto stanco perché ne avevamo fatto un bel lavoro, avevamo studiato tutti dove tirare, tutti, bueno, veramente complimenti al portiere e a tutto il Tiene, no? Sì, qui al Palavacari abbiamo visto insomma, che il derby si è sentito molto, un primo tempo veramente scoppiettante, avete fatto i fuochi d'artificio, poi nel secondo tempo, forse perché Tiene era già un po' avanti, quindi ha rallentato il ritmo, abbiamo visto Franco anche a volte un po' troppo nervoso a mio avviso. Cosa devi dire, sì. insomma, visto che il fattore G di Franco Giuliani ha sbloccato la partita e forse si sta sentendo questa squadra sulle spalle, no? Sì, Franco è un giocatore che le piace tanto l'hockey, che vive per l'hockey e così è veramente lo che ha detto, no? Franco va e lui no, lo che parlo sempre con lui adesso è un giocatore per il Montecchio importantissimo. E il compagno veramente quando lui gioca è una fiducia veramente buona per lui. È un lavoro difficile che devo fare qua perché Franco è così, tutta la vita ha giocato così, va bene? Però bueno, adesso è il capitano e deve imparare un po' lo che fa in pista, no? Certo. Imparare, lo che voglio dire è che imparare il gioco, imparare che il compagno fiducia molto di lui, sì. Però io penso che Franco a Montecchio possa darle tante allegrie. Certo. Beh, ma ce ne siamo accorti, insomma, adesso lì Franco a volte quando c'è da usare il bastone usa il bastone, a volte la carota, parla tantissimo e io penso che questo sia anche un fattore importante di essere un leader non solamente nel campo ma anche nel dare il consiglio giusto, no? Sì, no, lui è veramente un leader, come ha detto, è un leader perché è un leader in pista, fuori di pista, sempre parla e niente, lui vuole vincere. Bene. Però bueno, niente, è una squadra nuova con portieri nuovo, con vari ragazzi nuovi. Abbiamo finito il tempo, Martin, diamo un saluto a chi sta in Argentina, giusto? E alla prossima, vero? Dai, bene, grazie, okay. Saluto a tutta l'Argentina, moglie, figlio, a tutti. Vai. Bene, grazie.